Un fortissimo boato che ci ha buttato giù dal letto in un battibaleno. Proprio Una bomba, tipo una bomba. Ed ecco l'effetto di questa bomba nella foto scattata qualche minuto dopo il boato del fulmine che ha centrato la cabina elettrica di Casella d'Asolo. Nelle prime ore del mattino un fulmine ha creato un danno, come vede, alla cabina qui presente, facendo saltare la corrente, per cui 220 utenze sono completamente provviste ora di corrente elettrica. Diverse vie sono state interessate dal danno. Fortunatamente i vigili del fuoco volontari di Asolo sono subito intervenuti nella zona per mettere in sicurezza. Sono intervenuti anche i tecnici dell'Enel e siamo qui presenti insieme al responsabile dell'ufficio lavori pubblici per verificare il corso delle operazioni per il ripristino della corrente elettrica. Un fulmine è caduto mentre su tutta la pedemontana imperversava un forte temporale con notevoli raffiche di vento e pioggia torrenziale. Un lampo che, scaricandosi a terra, ha completamente devastato la cabina con danni ingenti e soprattutto serie difficoltà a riallacciare l'energia elettrica a gran parte di Casella. Disagi importanti per frigoriferi, ma anche semplicemente per la produzione di acqua calda, subiti da oltre 500 residenti. E questo episodio di maltempo, qui ai piedi delle colline asolane, è già passato alla storia come il sabato dei due fulmini. Infatti, a poca distanza dalla cabina di Via da Ponte, quasi certamente un secondo fulmine ha centrato questo gelso, sventrandolo e spargendo pezzi di tronco per decine di metri tutt'attorno. Una bufera durata quasi un'ora che per fortuna, oltre alla cabina e al gelso, non ha procurato altri danni a cose, ma soprattutto a persone. Ora tutti attendono il ripristino della corrente. Dal centro operativo dell'Enel le informazioni sono di un possibile ripristino verso il tardo pomeriggio sera, salvo che non ci siano magari riscontri di danni ulteriori.